Buon pomeriggio, benvenuti a tutti e a tutte. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questo percorso lungo che però spero abbia avuto il senso di farci capire davvero quanto è importante questa ricorrenza dei 200 anni. Ricordo solo un po' le tappe. Abbiamo cominciato il 9 novembre, in realtà prima c'era stata la solenne celebrazione a settembre. Abbiamo parlato della cattedrale, della sua storia e poi soprattutto abbiamo parlato del restauro e quindi di quell'attività importante fatta sui paramenti esterni che ci ha permesso di apprezzare, ci permette adesso di apprezzare meglio le sculture che ci sono, l'intero volume, il campanile, ma io credo che tutta la piazza, no, ha cambiato il suo aspetto, perché quando un elemento come la cattedrale torna ad essere così luminosa, diffonde questa luminosità. Il 24 novembre poi abbiamo fatto, il titolo era La cattedrale una storia con la S minuscola, nella storia con la S maiuscola, e quindi abbiamo parlato dei vescovi che si sono prodigati, si sono impegnati in questa terza cattedrale, chiarendo un po' il contesto storico, il clero del seminario in quel periodo e poi il contesto sociale di Ceneda nel Settecento. Poi c'è stata l'apertura del Giubileo che abbiamo inserito, no, essendo questa chiesa giubilare. Domenica 26 gennaio molti di voi c'erano, salire il campanile e conoscere la cattedrale, anche i più timorosi sono saliti al campanile e se mi fermo in piazza trovo sempre gente che mi dice ma quanto bello è stato salire il campanile, quando è che lo rifate, eccetera, con la collaborazione appunto anche del CAI, e poi soprattutto ci sono stati i nostri giovani, di un'età diciamo dai 17-18 fino ai 26-27 che hanno spiegato alcune opere mettendoci le loro specifiche competenze di studi, il taglio di studi che loro hanno, e credo sia stato un momento importante. 23 febbraio, quindi con questa cadenza mensile, la cattedrale, il Duomo per i Cenedesi, ricordando Don Bruno Fava, il nostro Don Bruno, e Don Roberto Camillotti ha presentato il suo libro, ma credo sia stato molto bello anche la parte finale dove, al di là della narrazione in cui Don Roberto ha collocato, come dire, nella storia della nostra Chiesa la figura di Don Bruno, ma poi abbiamo così condiviso anche dei ricordi importanti. Siamo all'ultima, che poi non è vero, nel senso è l'ultima tappa, però vi avviso già che il 27 di aprile, quindi il mese prossimo, la data l'ho detto giusto, sto guardando Graziana, è responsabile di questa attività, verrà inaugurata dopo la messa del mattino una mostra legata al Giubileo e quindi al tema anche del battesimo, e insomma sarà una cosa interessante. Don Mirko non c'è, ma mi permetto di dire a nome suo che il 26 settembre del prossimo anno ci sarà un altro momento importante, quindi faremo i 201 anni in qualche modo, perché sarà probabilmente presente, insomma è prevista la presenza, poi così largo anticipo, insomma, di Monsignor Ravasi in occasione della riapertura anche del Museo Diocesano. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto e oggi l'ultimo momento. Il titolo l'avete visto nei volantini, dappertutto. Tota Pulcra, la bellezza della vita di Maria nell'arte. Allora, in tutto il percorso il senso logico è questo, no? Che abbiamo parlato di questa chiesa, abbiamo parlato dei preti della chiesa, abbiamo parlato di tante cose nella storia, dei restauri, e adesso, da ultimo, riflettiamo sul fatto che questa chiesa è dedicata a Maria Assunta, ed è un'immagine bellissima, Tota Pulcra, che ovviamente è molto presente nell'arte,
e anche nella nostra cattedrale, ma poi di questo ne parleremo dopo, e quindi abbiamo invitato due relatori davvero d'eccezione perché ci spiegano un po' meglio, ci facciano capire un po' meglio questo senso della bellezza in Maria, l'iconografia di Maria, e non dico di più perché non lo so, perché faranno loro. Ve li presento prima, diciamo in ordine di apparizione, prima Don Antonio, giusto? Sì. Allora, Don Antonio Scattolini, che vedete lì, è un sacerdote della diocesi di Verona, si è laureato all'Istituto Superiore di Pastorale Catechistica di Parigi e forse qualcuno di noi l'ha già incontrato in vari eventi. Io ricordo che ad esempio in questa occasione ha conosciuto, insomma è stato il tramite per cui io ho conosciuto Don Antonio tramite la Cristina, ma era Don Andrea Sec, che è stato cappellano in questa chiesa, che studiavano, speriamo studiassero, sì, a Parigi. Dunque si è appunto laureato sul tema della catechesi con l'arte e sulla pastorale dell'arte, ha discusso la sua tesi di dottorato alla Facoltà Teologica del Triveneto di Padova. Suoi sono gli inserti artistici in numerose riviste, Evangelizzare, Esperienza Teologia, Catechesi, Apulia Teologica. Insegna all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona, Padova, Bari, Lecce e al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. Per 10 anni, fino al 2018, ha diretto il servizio per la pastorale dell'arte Caris di Verona. Ora è delegato episcopale per la pastorale dell'arte della diocesi di Verona. Le pubblicazioni non ve le leggo. Vi dico solo che potete trovare molte più informazioni perché Don Antonio e Ester hanno fondato un gruppo che si chiama Arteo, una realtà che nasce per studiare e praticare le possibili valorizzazioni del patrimonio artistico in ambito pastorale, quindi questo sito Arteo è davvero interessante. Presento anche Ester in un unico momento. Ester Brunette è laureata in storia dell'arte a Ca' Foscari a Venezia, ha fatto il dottorato presso l'Università degli Studi di Torino, dal 2008 al 2014 era stata ricercatrice presso la Fondazione Studium Generale Marcianum di Venezia per il progetto Bibbia e Cristologia nei cicli pittorici di Jacopo Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco. Questo l'ha portata nel 2012 a una pubblicazione bellissima che ci spiega con grande puntualità e riferimenti non solo estetici, la Bibbia secondo Tintoretto, quella che è raffigurata nella Scuola Grande di San Rocco, la Cappella Sistina di Venezia. Insomma, il suo testo non si può andare a vedere senza prima o durante aver letto. Attualmente è ricercatrice indipendente per progetti di arti sacre e didattica nell'arte. È docente di storia e arte delle devozioni popolari e iconografia cristiana presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Padova, Verona e della Facoltà Teologica del Triveneto. Insegna anche materie storico-artistiche presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma e il Laurenzianum, che è il centro di formazione dei frati cappuccini del Veneto e Lombardia, e anche del seminario di Venezia. Non rubo più tempo e lascio la parola a Don Antonio. Mi ha detto di dirvi di non prendere paura, non sta benissimo e quindi ogni tanto ha dei colpi di tosse, ma ce la fa. Grazie. Grazie, ha già detto Silvia, scusate se tengo l'acqua perché purtroppo ho una tracheite e a volte sono brutti questi colpi di tosse molto forti, spero che non succeda adesso. La bellezza di Maria, noi siamo abituati a tradurre il tota pulcra in tutta bianca, l'Immacolata, trascurando il fatto che questo superlativo vuol dire la bellissima. E un bravo vescovo che è presente in tutta la pastorale della Puglia e in giro per la Chiesa in via di processo e beatificazione, e Don Tonino Bello la chiamava proprio così. Vi farò vedere poi un testo, la bellissima. Allora, Ester vi farà lo sviluppo sulla vita di Maria così come è stata interpretata dall'arte. Guardate che in 2000 anni Maria non è stata solo annunciata leggendo i Vangeli nella catechesi. Maria non è stata solo celebrata. Pensate quante feste mariane. Sapete qual è il brano di Vangelo più letto durante l'anno liturgico?
l'Annunciazione. È il Vangelo che per più volte leggiamo a volte in Avvento ci capita di leggerlo 3 volte, all'Immacolata, a volte la quarta di Avvento e anche nella novena di preparazione a Natale, tanto per dirvi. Maria è stata annunciata, è stata celebrata, Maria è stata vissuta come esempio morale. La sua figura è stata tanto rappresentata perché modello di colei che ascolta la parola, la mette in pratica, che compatisce con Cristo, la pietà, eccetera, annunciata, celebrata, vissuta e soprattutto pregata. L'Ave Maria, la preghiera, pensate quante volte, io sono prete, ho 65 anni, quante volte anche solo ai funerali, nelle case dei defunti, diciamo rosario. Io vi faccio vedere un'iconografia di Maria legata nella prima parte ai 4 dogmi con cui noi la riconosciamo, Madre di Dio, Vergine Immacolata Assunta, e poi vi farò un piccolo concorso di bellezza che va di moda. Vi dico le 10 più belle Marie secondo me, con una piccola introduzione. Poi Esther invece vi farà uno sviluppo, lascerò più tempo a lei, sulla vita di Maria attraverso l'arte. Vai pure. Noi facciamo riferimento a Maria nella vita cristiana, nella teologia cristiana, da 4 prospettive di tipo dogmatico. Maria per noi è la Madre di Dio, Gesù vero uomo, vero Dio, Concilio di Efeso. Maria è Vergine che ha accolto questo come dono dall'alto. Maria è associata a Cristo nella sua esaltazione, l'Assunta. Maria è la redenta per eccellenza, l'Immacolata. Lì vedete 4 iconografie che rappresentano Madre di Dio, la Vergine nell'Annunciazione, questo di Gabriele Rossetti, l'Immacolata, l'Assunta. Vai. Maria Vergine, lo metto in ordine narrativo, non di dogmatico perché dovremmo partire dalla Madre di Dio. Maria Vergine ha avuto un sacco di rappresentazioni legate al testo dell'Annunciazione. Qui siamo a Chartres, XII secolo. Guardate questa bellissima Maria che riceve l'annuncio dell'angelo e osservate a terra quel libro su cui normalmente viene riportata la citazione di Isaia 7. Ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Nella traduzione, nella tradizione latina, questa fanciulla, tradotta con vergine, dà poi origine a un'iconografia particolare che vuole sottolineare quel passaggio dell'Annunciazione come è possibile, non conosco uomo. Allora pensate quante annunciazioni, ci sono anche delle altre iconografie della Vergine, per esempio quando è associata al roveto ardente, roveto che ardeva e non si consumava in riferimento alla verginità di Maria. Ma normalmente noi troviamo un sacco di annunciazioni legate proprio, che poi queste diventino per la maggior parte pale d'altare, che vanno a rappresentare ciò che accade nella celebrazione, il Cristo che si fa presente nel segno del pane, quell'incarnato, cito quello di Santa Maria del Meschio, la bellissima annunciazione di Previtali, vostro è straordinario. Quindi Maria Vergine. Maria viene raffigurata e da noi venerata soprattutto il primo titolo come Madre di Dio, titolo discusso, perché sapete nell'antichità Madre di Dio poteva essere quella che ha generato gli dei, le grandi madri divine, ma noi vogliamo proprio riconoscere Madre di Dio in quanto non è che lei ha dato il corpo umano al figlio di Dio, lei ha messo al mondo il figlio di Dio, una persona, 2 nature. L'iconografia, per esempio, della grande Panagia, ho voluto mettere qualcosa anche di bizantino, perché sapete che i bizantini hanno un'iconografia mariana spettacolare, celebra, iconizza proprio questo mistero, è uno dei più belli. Noi pensiamo di aver inventato nel Novecento, come si chiama Cristina quando si fa le analisi, a una mamma incinta, sì, comunque ti danno l'immagine del bambino nel grembo, questa è l'immagine in cui vediamo nel grembo di Maria, quasi su una patena, quel verbo che è già
vedete un Emanuele, un Pantocrator in formato bonsai che sta tutto nel grembo di Maria. Osservate questa posa di orante bellissima. Vergine, Madre di Dio, Immacolata. Già dal 400-500, quando cominciano le dispute, si comincia a raffigurare Maria con dei simboli legati soprattutto alle litanie, gli anuaceli, lo specchio, giardino chiuso, fontana sigillata. Guardate che ci sono anche alcuni simboli là intorno, vedete speculum sine macula, stella maris. Osservate come Zurbarán, soprattutto nella Spagna dei 600, sarà il grande Murillo, il grande interprete dell'Immacolata, ne farà 5-6, una più bella dell'altra, in cui cambia l'iconografia mariana e si riduce a questa ragazzina giovane vestita di bianco avvolta di azzurro, che la vediamo spesse volte che fa questa intercessione, prega per noi peccatori, vedete in posa di orante. Osservate come si prende spunto dalla donna dell'Apocalisse, la donna con la luna sotto i suoi piedi, le 12 stelle, è l'iconografia della donna dell'Apocalisse che dà lo spunto per rappresentare l'Immacolata. Infine l'Assunta, il titolo della vostra cattedrale. Qui non posso parlare davanti a una veneziana doc come la Ester. L'Assunta di Tiziano è una delle più belle rappresentazioni del terzo stadio con cui viene rappresentata l'Assunta, perché nel primo stadio si rappresenta la Dormizio di Maria che dorme e il Cristo che viene a prenderla per portarla in cielo. Nel secondo stadio medievale si raffigura Maria già in cielo incoronata, l'ultimo mistero del Rosario che nel frattempo si era diffuso per opera soprattutto dei domenicani. Quindi primo stadio la Dormizio, secondo Maria già in cielo, il terzo stadio che è quello che poi è arrivato fino a noi, proprio l'assunzione nella dinamica di Maria che prende questo ascensore celeste e vedete il Padre Eterno che l'accoglie mentre giù gli apostoli sono attorno alla tomba. Queste sono le 4 prospettive dogmatiche che ci hanno trasmesso Maria non solo nella predicazione, nella liturgia, ma anche attraverso un Maria che è diventata canto, poesia, pittura, scultura, architettura. Com'è possibile rappresentare Maria? 2 o 3, perché meriterebbe facciamo un corso di mariologia a Verona, io e il mariologo, facciamo un corso con l'arte, quindi pensate cosa vuol dire un pasto di nozze ridotto ad una pillola, però tento di dirvi 2 note, vai. Quell'artista lì, a Montmartre, andavo su a guardarli quando studiavo a Parigi, sono bravissimi, arriva la Silvia, la guardano e ti tratteggiano, vedete questa signora con l'artista che... Ma come si fa a rappresentare Maria? Il Vangelo ci dice qualcosa? Alta, bassa, bionda, mora. Riporto 2 modelli, la cantante israeliana Ofra Haza, una attrice palestinese, Maria che noi vediamo sempre nel nostro immaginario bionda con gli occhi azzurri, per motivi comprensibili e anche ben motivati, il colore oro dei capelli, quando la troveremo faccia a faccia ci sarà da ridere, preparatevi, perché la bionda con gli occhi azzurri è una nostra rappresentazione ideale. Il Vangelo non ci dice nulla, ma neanche di Gesù. Le prime immagini sono queste, al di là di ciò che appare le catacombe di Priscilla, no, Domitilla, con la figura di Maria nell'Annunciazione. La prima grande immagine pubblica è quella di Santa Maria Maggiore, primo tempio dedicata a lei. Se qui ci fosse mia povera mamma, che si sarebbe commossa ascoltando le tue belle parole di presentazione, se le facessi vedere come le ho fatto vedere una volta questa, ti direbbe in veronese, sì, ma è la Madonna sta qua.
non è mia la Madonna. Chiaro? Guardate che rappresentazione, lei che è cresciuta con l'immaginario sostanzialmente dell'Immacolata, anche mediata dai santini, le immaginete, la prima iconografia è quella di Maria, principessa bizantina, avvolta da questa veste solennissima, in trono, con la corona, sarebbe un'annunciazione, vedete Gabriele e lo Spirito, mentre tesse il velo del Tempio, vi spiegherà lei meglio, ma le prime immagini sono queste. Pensate che distanza dalla nostra rappresentazione mariana. Avanti. Il problema era che i modelli di bellezza diffusi nell'antichità greco-romana, il cristianesimo nasce in un ambito culturale greco-romano, non si prestavano a raffigurare Maria, la sventolona della Venere di Milo. Cioè, noi la Madonna, pensate come l'abbiamo sempre raffigurata, mentre di Eva vediamo tutto corpo, di Maria mostriamo il volto, le mani, qualche volta nella icona della Galactotrofusa che noi chiamiamo Madonna del latte e il seno, ma come si poteva prendere dei modelli per Cristo? Si assume quel modello con cui veniva rappresentato Giove, in trono, con la barba solenne, neanche di Gesù. Abbiamo, sì, uno può dire abbiamo la sindone, ma i Vangeli non ci dicono. Allora, una bellezza diversa, vai? Una bellezza che nel mondo bizantino trova degli schemi precisati iconografici. Non hanno la libertà gli artisti bizantini di fare, come vedremo Michelangelo, una Madonna senza maniche. Ops, no. L'iconografia suppone dei canoni dogmatici. Addirittura, guardate, la venerazione dell'icona della Madre di Dio, ci sono l'Odigitria, ci sono l'Eleusa, ci sono, avete visto, la Platitera, prima la Vergine del Segno, la Galactotrofusa, adesso dico le parole tecniche, ci sono dei schemi ben precisi che vanno a definire, inquadrare, canonizzare la forma della bellezza di Maria. Come dire, guarda, la tua fototessera è questa, puoi metterci qualche, però, avanti. Noi in Occidente, dopo i libri carolini, Carlo Magno e soprattutto alla fine del Medioevo, abbiamo puntato a valorizzare anche attraverso l'approccio umanistico, mentre il linguaggio dell'Oriente resta molto teologico. Guardate che tipo di bellezza abbiamo cominciato a rappresentare. È poco bella, guardate questo sguardo. Fatela vedere a un bizantino, a un ortodosso. Mi dice, si vede subito che siete eretici. Come si fa a raffigurare la Madonna con i capelli biondi così? La Madonna va sempre il Maforion, le 3 stelle vergine. Eppure, guardate la bellezza di questa donna, questa capigliatura, questo velo, questa umanità che si comincia a rappresentare in tutto il suo splendore di bellezza. La si celebra soprattutto perché, come vi dicevo, legata alla liturgia, quante rappresentazioni, se facessi una scommessa e dirvi quante Madonne ci sono qua dentro, che sono oggetto di culto, una statua, una pala, pensate alla nostra pala del Mantegna, Maria che prima di venerarla semplicemente come persona, tutto il primo millennio, la venera come immagine della Chiesa, madre della Chiesa, queste pale d'altare, no? Così come Maria nutre il suo figlio, così la Madre Chiesa con l'Eucaristia nutre i suoi figli. Quante pale d'altare troviamo? Questa di Mantegna è una delle più belle in assoluto, non a caso ce l'abbiamo a Verona, vero? Modesti a parte, scherzo, avanti. Con una straordinaria varietà iconografica. Fino all'800, ma dal 600 in poi cominciano un po' i guai, ma da quante formule! Guardate queste di Beato Angelico, che finezza, che eleganza, questa è una delle sue annunciazioni, questa Maria orante, modello di colui che ascolta la parola, vai. Perché la bellezza esteriore diventa espressione della bellezza interiore. Kalos, kai agazos, buono e bello, dove
anche Leonardo vuole esprimere con la bellezza di questa giovane la sua bella interiorità. Quando noi diciamo guarda che bella persona, non è che intendiamo esclusivamente la bellezza artistica, la bellezza fisica, la bellezza esteriore, ma la bella persona si dice anche attraverso, per il linguaggio degli artisti, con l'immagine di una virtù che è bella dentro e bella fuori. Con addirittura delle licenze che magari noi faremmo fatica. Se facevo vedere a mia mamma questa Madonna di Jean Fouquet, sapendo che il modello di quella Madonna lì era l'amante del re di Francia, potrebbe andare a fare qualche concorso questa Madonna qua. Non siamo abituati a vedere il corpo di Maria, di Eva tutto corpo, di Maria solo volto e mani. Una santa che gioca, dice Le Goff del Medioevo, è Maria Maddalena, corpo spirito. Oppure guardate anche scene come questa della pittura fiamminga a Robert Campin, con questo Gesù che sembra salutarci perché sa che gli stiamo facendo la foto. Guardate che tipo di iconografia. Addirittura vai, Esther, il grande Michelangelo che nel tondo doni fa una Madonna senza maniche. Se mia nonna andava in chiesa così, il parroco la cacciava fuori con la scopa. Provate a guardare nel tondo doni come questa Maria questa torsione per prendere il bambino nel suo grembo punto luce, guardate che iconografia. Faremo fatica anche oggi, un pittore contemporaneo, a accettare un'esibizione corporea, perché veniamo da un approccio anche alla corporeità che vai. E poi, vi dicevo, negli ultimi, dal 600 all'800, c'è una riduzione iconografica dove tutti questi modelli, non vi ho fatto vedere quelle di Caravaggio, ovvero la Madonna dei Palafrenieri, sapete quanti problemi ha avuto anche nel realismo di rappresentare la morte di Maria. Noi ci siamo schiacciati lo diciamo in termini, sulla bambina della prima comunione, che è col vestitino bianco, azzurro, mi va benissimo, capitemi, solo che abbiamo perso tutta una tradizione. E anche qua i bizantini, che hanno una tradizione iconografica mariana più nobile e antica della nostra, restano sempre perplessi. Vai. Finché da noi si è imposto sostanzialmente il modello delle apparizioni. Lourdes, Fatima, Medjugorje, pensate il più grande santuario del mondo, la Madonna di Guadalupe, quella lì che c'è al centro, vedete che è una rielaborazione dell'Immacolata sostanzialmente. Vi salto, Esther, ma vi rimando, vai, trovatemi sullo smartphone, vai ancora, la bellissima di Don Tonino Bello. Non posso leggervela adesso perché sforerei, ma voglio lasciare a Esther più tempo. È una riflessione sul fatto che il Vangelo non ci dice nulla sulla bellezza di Maria, ma perché non possiamo, aiutati dall'arte, ammirare, lasciarci affascinare dalla tua bellezza? E passa le 5 slide con il testo. Quante volte anche nei canti noi è tutta bella, e lì c'è questa riflessione, vi rimando, leggetela perché è molto bella, di un santo vescovo su Maria, donna bellissima. Attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza. Vai. Buono. Concludo con un brevissimo 10 finaliste. Secondo me, secondo Cristina, Esther, secondo Silvia, secondo Alessandra, ci sarebbero qui. Quali sono? Ho fatto una fatica selezionarvi le 10 Madonne più belle che... Allora, al 10° posto metterei questa Madonna, gira, è Il sole nel grembo di Arcabas. Guardate la bellezza di questa donna,
che interpreta il mistero di questa incarnazione di colui che sarà la luce delle genti, questo grembo con questo effetto trasparenza, lei tra cielo e terra con questo trono dietro, questo passaggio dalle tenebre alla luce, nuova Eva, madre di tutti i credenti, ma questo senso proprio una donna d'avvento straordinaria. Al 10° posto metterei questa. Al nono metterei questa umanissima Madonna accompagnata da questo sfinito San Giuseppe durante la fuga in Egitto, che guardate dorme pesantemente perché non ce la fa più, con lei, poi tornare indietro, ecco, bravissima, con questo bambino al seno che ci guarda. Guardate la bellezza, la semplicità di questa Madonna che torna nel contesto di Orazio Gentileschi, in questa scena di impostazione caravaggesca dove è stesa a terra come una Madonna dell'umiltà, humus, terra, si appoggia mentre nutre il suo bambino. Che bella. 8° posto, qui secondo me uno dei vertici di bellezza del Medioevo, guardate, gira, nella visitazione della cattedrale di Reims. Ho studiato un po' di anni in Francia, quindi ho avuto la possibilità anche di portare amici. Guardate la bellezza, quella di là è Elisabetta, questa è Maria. Guardate il recupero della bellezza classica di questa donna, bellissima proprio, ma bellissima anche in questa sua postura di dialogo, di incrocio, di incontro con Elisabetta. Saliamo, 7° posto. E al 7° posto non ho mai avuto la fortuna di vederla direttamente, mettila per intero. La Madonna di Vladimir, la Madre di Dio, lo schema dell'Eleusa. Qualcuno di voi l'ha vista? Dicono che chi l'ha vista non dimentica più questo sguardo. Ecco, io non ho avuto la fortuna. Guardate questa tenerezza, il bambino con la manina che spunta dietro il collo di Maria, spunta la manina e guardate lei che lo tiene, lo accarezza, queste 3 stelle, no, del Vergine prima, vedete la manina che spunta. Ecco, questa Madonna della tenerezza che ci sorprende con questa nota di lei che intravede già il mistero della croce. A te una spada trapasserà l'anima, vai. Al 6° posto, qualcosa di veneto, bisogna che ce lo metta per forza. Io sono sempre rimasto affascinato dalla dignitas, vai, di questa Madonna che si trova al Prado, davanti al quale sono stato con fratello Enzo, questa Immacolata stupenda. Guardate come lo Spirito aleggia su di lei, come aleggiava sulle acque della creazione. Guardate come questa donna, nuova Eva, direi con questa fierezza, come prega per noi peccatori. Vedete che guarda verso il basso, mentre sembra quasi altezzosa al terra, ma è invece proprio l'immagine di una dignità elevata fino all'estremo. Noi vediamo lì fino a dove può arrivare la nostra umanità. Vai al 5° posto. Anche se come mistero mi piace più la Pietà Rondanini, l'ultima di Michelangelo, non si può non riconoscere che la bellezza di questa Madonna ha da 5 secoli continuato a affascinare. Ho sentito anche quest'anno gente che è stata giù per il Giubileo, che una delle prime cose che mi ha raccontato è: Antonio, quando vai a San Pietro, la pietà, guardate questa bellezza di questa, sapete, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, per cui è rappresentata così giovane, sembra quasi più giovane di Gesù, questa opera prima di Michelangelo, firmata, consapevole della grandezza di... Ho avuto la fortuna di vederla con uno che lavora il marmo rosso di Verona. Sapete che noi, questo qui che avete sotto i piedi, viene da Verona, quello rosso. Mi diceva: sai cosa vuol dire, Antonio, fare quei panneggi lì con il marmo bianco di Carrara? Vai, Esther. 4° posto, ve l'ho tenuta qui, una delle più belle Madonne della storia dell'arte. Gira pure, questa modella che Caravaggio aveva. Guardate la bellezza di questa donna
che si china, si sporge in avanti. Guardate questa arcata sopraccigliare, tenendo questo bambino già grandicello, e si sporge sullo stipite della porta, è pensata per la Santa Casa di Loreto, questa Santa Casa, vedete, a cui arrivano i pellegrini famosi con i piedi sporchi, che sfiorano i piedi di Gesù, torna un attimo sul volto. Come si fa a non lasciarsi affascinare da una simile bellezza? Terzo posto, io questa Madonna di Van Dyck, guarda l'intero, con questa Sacra Famiglia, con questo Gesù bambino appoggiato sul seno. Non è una Madonna del latte dove lui si sta nutrendo come abbiamo visto prima, ma guardate come questo bambino riposa su questo seno. E lei, con questo sguardo che si rivolge a Giuseppe, colui che l'ha sempre presa su, prendi con te il bambino e sua madre, colui che l'ha salvata, perché una donna incinta fuori dal matrimonio rischiava la lapidazione, questa Madonna che si gira verso Giuseppe sorregge, sostiene, lascia riposare sul suo grembo questo bambino. Secondo posto, questa è la versione occidentale della Madonna di Vladimir. Anche chi qui, spero che l'abbiate vista in più, il mistero di questo incrocio, guardate questi due gomiti, incrocio umano-divino, e questa Madonna che non guarda il figlio, guarda noi, figli nel figlio. Osservate l'abbigliamento, questa donna medio orientale, completamente levantina. Guardate, con questo abito noi non ci facciamo caso, ma Madonna della Seggiola, legata a Leone X Medici, la bellezza di questa umanità e di questo incrocio soprattutto con questo bambino. Siete curiosi di vedere qual è la prima? Ve lo dico, per me questa vai a prima del tutto. Ho avuto la fortuna di vederla 2 mesi fa, in ottobre, già passati, è un quadretto così, l'intuizione di Antonello da Messina di non farci l'annunciazione con l'angelo, ma di concentrarci su Maria, che ascolta questa parola, si lascia illuminare, e guardate il fascino di questa mano che non è già appoggiata al libro. Tra quello spazio lì c'è tutta la libertà di Maria, che è come quando noi andiamo in tribunale, devi mettere la mano, giura di dire, in quello spazio lì c'è quella libertà che viene cantata da San Bernardo in quel famoso inno dell'attesa. Dai Maria, di sì. I patriarchi, Abramo aspetta che tu dica di sì, tutte le generazioni. E mi pare che che Antonello da Messina, a parte che purtroppo sapete che non è rifinita, mancano alcune velature, poi tornare sul dettaglio, ma guardate la bellezza di questa giovane siciliana presa come modello che ci vuol far trasparire la Madre di Dio. Finito, permettetemi un premio speciale veneto. Vai. Io vi confesso che ho capito cos'è la sindrome di Stendhal l'altro anno, quando all'ordinazione di Fra Nicola sono stato invitato nella Basilica del Santo e, essendo tra i concelebranti, ero qui con la Madonna a quella distanza lì, proprio ero il primo sotto. Io gli ho detto a Nicola, sono stato distratto tutta la messa. Cioè, la bellezza di questa donna che in una postura incredibile si sta alzando per offrirci il figlio, vai a vedere gli altri dettagli, a parte la bellezza del suo volto, questa corona solennissima, questo sguardo profondo, vai ancora, eccola, Maria è questa. La sua bellezza consiste nell'essere colei che prima discepola, poi diventa mater et magistra, non perché ha una laurea, ma perché ci consegna quel bambino che è via, verità e vita. Bene, allora buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo invito molto gradito e per la possibilità mia e di Don Antonio di contribuire alle celebrazioni
importanti di questa vostra chiesa cattedrale. Allora, come diceva Don Antonio, abbiamo pensato proprio a questo intervento un po' in tandem, no? Lui vi ha mostrato una serie di immagini che hanno raccontato dal punto di vista più dogmatico, no? Come l'arte cristiana ha saputo interpretare, restituire, ma anche, perché guardate, io lo dico sempre, l'arte non è mai mera illustrazione, l'arte è sempre anche esegesi, interpretazione, provocazione, novità, no? Quindi anche il racconto attraverso le immagini di dogmi mariani, ecco, l'arte non è semplicemente l'illustrazione di un trattato di teologia o di un articolo del credo, di un articolo dogmatico, è sempre un qualcosa di diverso, che certo interpreta, restituisce, ma secondo un linguaggio e anche dei contenuti che vanno ad arricchire o comunque a contribuire alla concezione di un senso, alla restituzione di un senso, no? Vi ha poi citato Don Tonino Bello e anch'io vi invito a leggere quella riflessione molto bella, e poi appunto questo concorso di bellezza fantastico che abbiamo visto, ci siamo riempiti gli occhi di bellezza, no? Di questa bellezza di Maria. Ora tocca a me e io vi racconto la storia di Maria. Andiamo proprio a riprendere alcuni passaggi della storia di Maria, così come i Vangeli ma anche la tradizione della Chiesa ce l'hanno restituita, partendo da una serie di opere che sono nostre, cioè sono opere venete. Qualcuna la riconoscerete, soprattutto l'ultima, ma un paio sono proprio vostre. Sono opere per cui anch'io, insomma, verso le quali ho provato un fascino, un'attrazione particolare, quindi le ho scelte anch'io a partire dal nostro territorio, perché l'invito è sempre quello di dire, ce le abbiamo qua, andiamo a vederle, no? Andiamo a scoprirle. Quindi anch'io sono partita da una valorizzazione del territorio, poi ovviamente da un gusto personale, no? Perché noi abbiamo molte nascite di Maria, abbiamo molte visitazioni, abbiamo molte natività, insomma abbiamo molti di queste immagini, però insomma io ho scelto quelle che parlano di più al mio cuore, o hanno parlato di più al mio cuore. E allora cominciamo proprio con la nascita. Andiamo avanti. E per vedere questo dettaglio della nascita di Maria che vi ho appena rappresentato, dobbiamo entrare nella celeberrima Cappella degli Scrovegni. Dipinta da Giotto, siamo all'inizio del 300, questo piccolo edificio apparentemente insignificante, io credo che tutti voi almeno una volta nella vita siate stati a vedere questa cappella, dove Giotto in maniera mirabile, in questi 2 anni di lavoro, era lui, la sua bottega, insomma, chiamato da Enrico Scrovegni, realizza questo ciclo splendido in gran parte, in buona parte, dedicato a Maria e alle vicende dell'infanzia del Signore. Ispirato da che cosa? Non voglio adesso farvi un affondo su tutta la letteratura cristiana, però è interessante insomma recuperare questo, no? Voi sapete che nel Vangelo praticamente non si parla né dei genitori di Maria, né della nascita di Maria, né dell'infanzia di Maria. Tutto ciò viene tramandato dai cosiddetti Vangeli apocrifi. Per l'Oriente, il cosiddetto proto-Vangelo di Giacomo, che però noi occidentali non conoscevamo, gli occidentali si basano soprattutto su una sorta di traduzione, anche se un pochettino variata, del proto-Vangelo di Giacomo, che si chiama lo Pseudo Matteo, il Vangelo dello Pseudo Matteo, e poi nel IX secolo viene scritto questo Liber de Nativitate Sanctae Maria Virginis, che è importantissimo, una fonte importantissima proprio per nutrire la tradizione della Chiesa rispetto proprio alle vicende della Natività di Maria, no? E allora proprio sulla base di questi testi i nostri artisti si ispirano e pescano informazioni per andare a implementare ciò che non si sa. Da dove salta fuori questa donna? Chi sono i suoi genitori? Come nasce? Com'è che va in matrimonio a Giuseppe? Tutto questo la tradizione della Chiesa attraverso questi Vangeli apocrifi e a queste altre letture molto diffuse anche a livello popolare vengono poi rappresentate nell'arte. Andiamo avanti. Allora, questi sono fondamentalmente i momenti precedenti, no? Vedete che secondo proprio la tradizione riportata da questi testi, il povero Gioacchino viene allontanato dal Tempio, non gli si permette di offrire il Tempio perché è l'unico che non ha generato figli, e quindi questo è considerato una colpa molto grave, no? Sicuramente Gioacchino è peccatore,
perché non ha avuto figli, e non avere figli è una punizione divina, no? Per il fatto che sicuramente c'è stato un peccato. Vedete che Gioacchino si rifugia tra i pastori, umiliato, in una situazione di grande prostrazione anche spirituale, ma poi arriva un angelo che, guardate che l'annunciazione di Maria è quasi anticipata da questa prima annunciazione che l'angelo fa ad Anna, e non ti preoccupare Anna, ma arriverà un figlio anche per te. Andiamo avanti. Gioacchino a questo punto offre al Signore quell'offerta che gli era stata rifiutata. Lui voleva offrire al Tempio, ma non può farlo. Guardate la Dextera Dei, no? È la mano di Dio che compare in alto nel cielo e che benedice, cioè accetta questo sacrificio, quasi a sigillo, no? Di questa avvenuta concezione. Arriva anche a Gioacchino l'annuncio, e poi la famosissimo incontro alla Porta d'Oro, alla Porta Aurea di Gerusalemme, in cui Anna e Gioacchino si incontrano con questo bacio splendido che tutti voi sicuramente conoscete. E si arriva, eccola qua, alla nascita della Vergine. Allora vedete che qui la scena è divisa in due momenti, come si faceva nell'arte del Medioevo. In una stessa scena si accolgono due circostanze differenti dal punto di vista temporale. Se qui abbiamo Maria tutta avvolta, imbozzolata, no? Sapete che i bambini venivano tutti avvolti stretti, no? Io ho letto dei bellissimi trattati del 500, del 600, di qualche medico padovano, che si diceva proprio questo: i bambini vanno stretti, forti, perché sono come la vite. Le ossa di bambini sono come la vite che va attaccata a un sostegno, altrimenti crescono storti. Poi in realtà facevano dei danni terribili, lussazioni dell'anca, non vi dico, però i bambini venivano stretti fortissimi, no? Questa è proprio Maria, bambina, neonata, appena nata, che viene consegnata ad Anna, vedete, messa a letto, e fuori una donna che sta portando dei doni, no? Perché la nascita è un affare di donne. Non è un affare individuale, non è come noi che andiamo all'ospedale e c'è la mamma, c'è al massimo il papà che assiste al parto e poi il papà lava il bambino, eccetera. Noi abbiamo ridotto la nascita a qualcosa di molto intimo, familiare e di ospedalizzato, no? Medicalizzato. Invece vedete, qui Maria nasce in casa e si attiva tutta una rete relazionale di amicizie, di conoscenti, di parenti, donne che vengono a dare una mano alla mamma, alla neomamma, no? alla puerpera. Allora qui il dono, e qui andiamo avanti, un secondo momento, o meglio, un momento che precede quello che abbiamo visto prima, perché Maria è stata lavata. Torna un attimo indietro, Antonio. Ecco, vedete che qui abbiamo due nutrici, una più giovane e una più esperta, più anziana. Una sta, come posso dire, arrotolando questo panno, questo asciugamano che era servito per lavare la bambina. Vedete che qui, anche se il pigmento è andato piuttosto giù, riconosciamo ancora, guardate, una grande vasca, no, in cui è stata lavata la bambina. Vai avanti. E qui vedete invece che una nutrice più anziana, dopo aver lavato e dopo aver avvolto la bambina in queste fasce, sta facendo un gesto un po' strano. Ve lo mostro perché a me piace molto questo gesto, è anche curioso, no? Su cui gli storici dell'arte si sono molto interrogati. Che cosa sta facendo questa donna? Secondo voi che cosa sta facendo? Allora, sta stringendo la parte alta del naso di Maria. Perché? Perché secondo voi? Bravissimo. È la prima volta che qualcuno mi risponde. Allora, c'è chi dice è un modo per far piangere la bambina, perché se i bambini non piangono non fanno polmoni, me lo diceva anche mia mamma quando è nato mio figlio, devono piangere i bambini, no, per fare polmoni. Infatti vedete che Maria non è molto contenta di quello che gli stanno facendo. Ma la spiegazione in realtà molto più sensata dal punto di vista mariologico è proprio questa, no? Si faceva nelle campagne venete questo gesto quasi scaramantico, diciamo così, o beneaugurante, di stringere il naso delle bambine, perché così le bambine sarebbero nate e cresciute con un bel naso, cosa che a me non hanno fatto evidentemente, perché il mio naso è piuttosto importante, ma era un modo per dire diventerai bella, troverai marito, insomma, e la tua vita di donna sarà sicuramente facilitata. La tota pulcra.
Qui viene in qualche modo evocata questa condizione di tota pulcra, no? Maria la tutta bella, con questo gesto, questo piccolo gesto scaramantico che viene proprio dalla visione della realtà dell'epoca. Giotto ci richiama a questo titolo mariano, no? La tota pulcra, la bellissima. Questa donna è già destinata, questa bambina, a diventare la bellissima. Andiamo avanti. Bene, Maria cresce, voi sapete che secondo la testimonianza appunto dei Vangeli apocrifi, a un certo punto Maria viene consegnata al Tempio, viene data al Tempio di Gerusalemme, perché Anna e Giachino hanno ricevuto Maria come un dono, no? Loro non si aspettavano di avere, essendo così avanti e anziani d'età, di avere una bambina o un bambino, no? E quindi promettono a Dio di donare, di consacrare questa bambina al Tempio. E lì, un po' come ci aveva anticipato Don Antonio, Maria ha il compito fondamentale di tessere le cortine del Tempio di Gerusalemme, tant'è che in molte annunciazioni la vediamo proprio tessere, no? Con questo filo purpureo. Vi ha mostrato prima Don Antonio la bellissima Maria Basilissa, no? Nei mosaici di Santa Maria Maggiore a Roma, lì la vedete con quel bel filo purpureo di lana, no? Per la tessitura delle cortine del Tempio. Allora, per vedere una bella presentazione di Maria al Tempio, che è una delle feste mariane più importanti, no? Il 21 novembre noi festeggiamo proprio questo, vi faccio entrare nella sala dell'antica Scuola della Carità a Padova, che era una delle scuole, cioè delle confraternite di carità più importanti di Padova. Con questo bellissimo, secondo me, ciclo, anche se non molto noto, dedicato proprio alle storie delle Vergini, di Dario Varotari. Siamo negli anni 70 del Cinquecento. Dario Varotari non è molto famoso, o meglio è famoso perché è papà di un pittore più famoso di lui, che si chiama Alessandro Varotari, detto il Padovanino, è uno degli artisti più importanti del Seicento in Veneto. Allora, vi mostro questa presentazione perché secondo me è molto bella e anche molto dolce ed ha in sé alcuni elementi particolarmente significativi. Che cosa vediamo qui? Vediamo Maria che sale le scale del Tempio e in alto il sommo sacerdote che la sta accogliendo. Solitamente nei pressi delle scale troviamo altre donne o venditrici di offerte, no? In questo caso una donna, quelli si hanno scoperto che potrebbe anche rappresentare la personificazione della carità. In basso troviamo Anna e Giachino, dopo vi mostrerò un particolare di questa scena, e poi questo ambiente che è un ambiente molto veronesiano, questo ricorda molto gli sfondi di Paolo Veronese. Ma andiamo a vedere il particolare di Maria, questa giovane ragazza. Guardate che le fonti ci parlano di una bimba di 4-5 anni, non di più, che però è già rappresentata come molto consapevole. Sta lei salendo i gradini del Tempio, no? Qui c'è tutta quella che Aretino, che fu una fonte molto importante anche per l'arte religiosa del Cinquecento, chiama l'adultità di Maria, no? È già una piccola adulta questa qui che vediamo rappresentata, no? Mossa dal vento dello spirito. Guardate che bello questo manto, no? Che si sta gonfiando proprio. Qui c'è proprio l'azione dello spirito, no? Che sta agendo in lei, con questa mano un po' leziosa che si alza, e soprattutto Maria che sta letteralmente volando su questi gradini, no? Guardate sotto la colomba dell'offerta, che però ci dice di questo volo di Maria verso il colmo, no? Che è un volo anche gioioso, perché qui Maria è piena di quella gioia di seguire il Signore che la porterà appunto sul colmo della scala e a intraprendere questa vita nel Tempio. Alla gioia, alla leggerezza di Maria risponde invece tutta la umanità di questi genitori. Per me questo è un particolare molto molto bello. Guardate Gioacchino che cerca di rassicurare Anna, guardate Gioacchino con le mani in preghiera e Anna colta in questo momento di grande umanità, no? Guardate la mano protesa in avanti, questo volto veramente partecipe ma anche rattristato, no? Di questa scelta di questa bambina che si sta allontanando da lei, no? Qui insomma c'è tutta anche la fragilità di questa donna che vede una figlia intraprendere la sua strada molto giovane. Poi abbiamo l'Annunciazione, insomma questa la conoscete, Io credo che sia una delle più belle annunciazioni.
Io lo dico sempre anche ai miei allievi a Padova, io dico andate assolutamente a vedere Previtali, perché questa è una delle più belle annunciazioni che abbiamo in Veneto e sicuramente una delle più belle annunciazioni del Rinascimento. Vai avanti, questa chiesa la conoscete benissimo, non sto a commentarla. Andrea Previtali, questo allievo, orgoglioso allievo di Giovanni Bellini, tant'è che lui si firma appunto come allievo di Giovanni Bellini, che realizza questa splendida annunciazione. La citava anche prima Don Antonio. Guardate il contesto, che è un contesto che Previtali impara fondamentalmente dal Rinascimento toscano, no? Qui c'è tutto lo studio della prospettiva lineare centrica, guardate la bellezza di questo soffitto cassettonato, ligneo preso di scorcio, guardate l'effetto degli scalini che ci portano all'interno di uno spazio illusorio, Maria a sinistra, l'angelo splendido con queste maniche a sbuffo strepitose a destra, che porta Maria al giglio. Allora, quando sentite dire, no, che il giglio rappresenta la verginità, la purità di Maria, per carità, è tutto vero e tutto giusto, ma il giglio in origine e veramente nel suo senso più originario, più pieno, è il Cristo. E questo figlio, amoroso giglio, no? Vi ricordate? Jacopone da Todi e poi da Rabano Mauro in avanti potrei citarvi decine e decine di testi di letteratura cristiana che ci dicono che il fiore per eccellenza è il Cristo. Quando vedete l'angelo portare il giglio, questo proprio rappresenta il fiore con la F maiuscola che si incarna in Maria chiamata il giardino chiuso, no? Tant'è che Jacopo da Varagine, che è una delle fonti più importanti del Medioevo, ci dice questo. L'annunciazione avviene il 25 di marzo, uno dei primi giorni di primavera, quindi all'inizio della primavera, ecco, posdomani, a Nazareth, che significa la casa dei fiori, la fiorita, nel giardino chiuso, nell'Hortus Conclusus Maria, e il fiore che entra in questa casa dei fiori il primo giorno di primavera, quindi della stagione dei fiori, nella città di fiori è il fiore. Allora dobbiamo anche un po' ridare significato a questi elementi che adesso noi diamo per scontati, ma che sono significativi anche dal punto di vista cristologico. Vai avanti. Sullo sfondo una bifora splendida. Io dico sempre che se volete conoscere e apprezzare la capacità di un pittore dovete guardare soprattutto le colonne, come i pittori riescono veramente a rendere dal punto di vista della verosimiglianza gli elementi architettonici. Guardate la bellezza di questa colonna, di questa bifora. Voi sapete che la colonna è antico simbolo cristologico, no? Perché la colonna collega la terra al cielo, no? E oltre, guardate, un paesaggio splendido dove intravediamo un giardiniere, guardate, vestito di bianco, col cappello a tesa larga, con gli strumenti di lavoro. Quando è che troviamo un giardiniere nei Vangeli? Provate a pensarci, nella resurrezione Gesù messo in un giardino, questo giardino richiama l'Eden, no? E la Maddalena che lo confonde per il giardiniere. Guardate allora i rimandi, la creazione del mondo, l'Eden, la ricreazione del mondo, la resurrezione con questo giardiniere che ci rimanda proprio alla resurrezione e l'incarnazione come premessa a questa ricreazione del mondo. Andiamo avanti, la bellezza dell'angelo, ma su questo non mi soffermo. E poi guardate Maria che con una mano, un po' come diceva Don Antonio con l'annunciata che ci ha fatto vedere, no? Una mano la porta al libro, Isaia 7,14, l'altra mano la porta al petto, a dire che quelle parole, quel verbo che Maria sta leggendo nella Bibbia, sta diventando verbo di carne in lei, no? Questo gesto delle due mani, l'adesione di Maria alla profezia di Isaia, no? Ma è un'adesione libera, come diceva Don Antonio. Molto bello questo gesto, no? Questo è proprio il gesto dell'acceptatio, mano sul libro, mano sul petto, a dire che quello che lei legge nelle Sacre Scritture, nella sua libertà di adesione, lei lo vede realizzarsi in lei, no? Maria non è
una marionetta nelle mani del Signore. Vi faccio vedere un ultimo particolare, scusa Antonio, perché questa è veramente ricchissima. Ecco, questo lo trovate, questo letto intonso lo trovate moltissimo, non solo nell'arte veneta, ma anche nell'arte fiamminga soprattutto, perché anche il letto intonso è simbolo dell'incarnazione, non solo della verginità di Maria, perché è intonso, non è mai stato usato, no? Allora il letto così fatto è proprio perfetto, è proprio un simbolo, un ennesimo simbolo della verginità di Maria. Ma soprattutto ci sono fior di autori spirituali medievali, penso a Enrico Digny ed altri, che dicono: guardate che l'incarnazione è come una sorta di incontro sponsale. Il Verbo scende sulla terra e sposa la carne. E Maria è il talamo nuziale di questa unione indissolubile, perché nel momento in cui il Verbo sposa la carne, che cosa dice Dio? Dio dice: nessuno separi ciò che Dio ha unito, no? È un'unione indissolubile. Tant'è che Cristo, quando risorgerà, risorge col suo corpo, no? E addirittura coi segni della passione, a portarsi in cielo tutta la sua esperienza umana, no? Allora guardate, questa unione indissolubile del Verbo con la carne, quest'unione sponsale, è rappresentata dal letto, dal thalamus virginis, veniva proprio chiamato così nelle fonti. Andiamo avanti, la visitazione, qui vado un po' più veloce, siamo a Venezia, mio Tintoretto che ho studiato una vita, siamo nella Scuola Grande di San Rocco e questo dipinto che troviamo sopra le scale, quasi mai lo vediamo, una bellissima rappresentazione di visitazione. 1588, guardate Maria, come dice il Vangelo di Luca, no? Che si alza e corre in fretta su dalla cugina Elisabetta. Qui c'è tutta la corsa di Maria che parte dal basso, va verso l'alto ed è talmente in corsa che quasi si sbilancia, no? Verso il corpo della cugina Elisabetta che la sta accogliendo. A me colpisce molto di questa visitazione il modo con cui hanno queste donne di incontrarsi. Perché? Quando noi incontriamo un ospite, che cosa facciamo? Lo guardiamo in faccia, lo salutiamo, lo abbracciamo. Le due donne non si stanno guardando in faccia. Maria sta guardando verso il ventre di Elisabetta, Elisabetta sta guardando verso il ventre di Maria. E guardate le braccia. Maria porta la mano verso il ventre di Elisabetta, Elisabetta ha già le mani sul ventre di Maria. Una volta mi sono trovata a spiegare a dei bambini questa visitazione e gli ho detto: guardate che questo più che un incontro di volti è un incontro di pance. E questa cosa gli è rimasta proprio moltissimo impressa, no? In questi bambini che poi un anno dopo me l'hanno detta: l'incontro di pance, perché è vero, qui Tintoretto ci fa proprio notare il primato, l'importanza di questi due ventri, no? Che recano in sé il mistero della nascita di San Giovanni Battista e soprattutto del Cristo. Andiamo avanti, guardate qui, guardate anche che bella la veste aranciata di Elisabetta. Elisabetta vuol dire pienezza di Dio, no? Pienezza del Signore. Allora, colei che la riconosce, in Maria riconosce proprio la presenza di Dio, no? Natale. Andiamo a questa bellissima natività di Paolo Veronese, siamo sempre a Venezia, siamo nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo. In realtà questa bellissima natività era stata dipinta per una cappella della chiesa di Crociferi, chiesa che poi viene distrutta per costruire la più grande chiesa dei Gesuiti, e quindi quell'antica chiesa non ce l'abbiamo più. Quasi tutte le opere di Crociferi vengono portate ai Santi Giovanni e Paolo. Che cosa vediamo qui? Vediamo tutta una serie di elementi che troviamo anche nei nostri presepi. Abbiamo questa capanna di ruta che si regge sopra due colonne. Quante volte mettiamo anche noi questi resti, queste vestigia pagane, no, nei nostri presepi? Sapete perché? Qui noi dobbiamo conoscere le fonti dell'epoca per interpretare questi elementi. Jacopo da Varagine dice questo, dice: i romani a un certo punto vanno dall'oracolo di Apollo e gli chiedono l'opportunità all'oracolo di costruire un tempio dedicato alla pace eterna. Alla pace eterna. Possiamo dedicare un tempio alla pace eterna? E l'oracolo di Apollo dice ai romani: certo, questo tempio sarà eterno e quindi sarà dedicato alla pace eterna fino a che una vergine partorirà un figlio.
romani tornano a casa tutti contenti, dicendo, quando mai una vergine partorirà un figlio? Possiamo veramente costruire questo tempio e consacrarlo alla pace eterna. Secondo la leggenda, appena Gesù nasce su questa terra, il tempio cade in 1000 pezzi. Allora, quando trovate queste rovine romane che rappresentano il superamento dell'epoca pagana, no? A favore di questa nuova età della grazia che è l'età cristiana, ecco, dovete sempre tenere presente di queste leggende, no? Che vanno a nutrire la fantasia dei pittori. Torna un attimo su, Antonio, perché voglio farvi vedere un altro particolare, secondo me molto toccante e commovente. Guardate che cosa sta facendo Maria. Sta giocando col suo velo, lo tiene con la mano sinistra stretto, vedete che il velo prosegue, poi, interessante, un lembo va a finire lì dove, nel seno, lì dove Maria nutrirà questo bambino, e poi vedete che prosegue, lo tiene stretto con l'altra mano, e parte del velo va a finire sotto il corpicino nudo di Gesù. Anche qui c'è il ricordo di una leggenda molto diffusa all'epoca, perché che cosa si diceva? Si diceva che Maria, quando nasce il bambino, non ha niente con cui coprirlo. E allora Maria prende il velo che stava sul suo capo, il cosiddetto velum capitis, lo prende e avvolge il bambino col suo velo. Questa cosa succederà anche alla fine della vita di Gesù. Quante volte vediamo crocifissi con una specie di perizoma, no? Attorno al corpo di Gesù. Secondo la leggenda è ancora Maria che, vedendo il figlio pendere nudo come un verme dalla croce, in quest'ultimo atto di pietà materna prende il suo velo, il velo del suo capo, e avvolge il sesso di Gesù attorno a questo velo. Se voi andate alla Cappella degli Scrovegni, vedrete che l'unico momento in cui Maria non è velata, è svelata, è sotto la croce. Allora guardate, qui Maria sta facendo un gesto molto significativo. Per chi conosceva queste leggende, subito scatta l'interpretazione di un velo che va a coprire il corpo di Gesù e a unire l'incarnazione alla passione. I due estremi della vita di nostro Signore uniti dal gesto di questa madre che è mater gaudiosa insieme mater dolorosa, perché qui c'è già in qualche modo anticipata la passione del figlio. La Madre di Dio, vi mostro questo cinema conegliano stupendo, potevo portarvi tante altre icone. Guardate qui il gesto di Maria che mostra il piedino. Quante volte troviamo scene di Maria e del bambino con cui lei mostra il piedino, in cui lei mostra il piedino. Lo diceva anche Don Antonio, perché il piede? Perché il piede è la parte del corpo più a contatto con la terra, con l'humus, è la parte più umile del corpo. Il piede rappresenta l'umanità di questo verbo che da infinito si è fatto finito, che da cielo si è fatto terra, è diventato il nuovo terroso. Sapete che Adamo viene da Adamà, che vuol dire terra. Che cosa è l'incarnazione? È questo Dio che si fa terra. Questo cielo che si fa terra per fare della nostra terra cielo, per portarci su in alto, no? Questo scambio, come dice San Leone Magno, tra terra e cielo, questo admirabile commercium. Per cui il cielo si fa terra, si fa humus, piede, per farci noi terra, cielo, per portarci in paradiso. Andiamo avanti. La presentazione di Gesù al Tempio, sto finendo, perché mi sono concentrata soprattutto sui misteri dell'infanzia, no? Guardate Bartolomeo, scusate, questa bellissima presentazione al Tempio che adesso sta a Palazzo Chiericati a Vicenza. Maria sta dando il bambino a quello che poi nella tradizione cristiana diventerà il sommo sacerdote, ma non era il sommo sacerdote, cioè questo saggio che stava nel Tempio, Simeone. Maria, questa donna che ha partorito suo figlio, il figlio di Dio, ma che lo lascia andare, no? Questa consegna del bambino, guardate al centro del dipinto, a Simeone, è già un'anticipazione di quella consegna più radicale di Maria, del figlio, da parte di Maria, del figlio all'umanità che avverrà in età adulta.
molto bella, ecco, e guardate dietro, scusate, la presenza di questa sorta di arca che ricorda l'Arca dell'Alleanza, perché la nuova Arca dell'Alleanza è Maria, no? Colei che ha contenuto la nuova manna, no? Il pane disceso dal cielo. Andiamo avanti. Fuga in Egitto, bellissima. Ecco, qui non la trovate in Veneto, questa qui è l'unica che ho scelto, è finita a Washington, però è troppo bella, insomma. Poi volevo metterci dentro anche un carpaccio che io amo particolarmente. Guardate che bella questa fuga in Egitto, in cui guardate come si umanizza il rapporto tra Maria e il bambino. Guardate questo bambino stanco, affamato, che si porta il dito pollice, no? Quasi come un ciuccio per rassicurarsi, e come si attacca al volto della mamma. Veramente qui siamo di fronte a un rinascimento che pone al centro proprio questo rapporto molto umano e molto materno e molto filiale tra Maria e il bambino. Guardate il Giordano che si è venezianizzato, Beh, non solo con i casoni veneti dietro, quindi venetizzato, venezianizzato, ma soprattutto con la gondola, no? Molto interessante questa attualizzazione. Torna un attimo sulla scena generale, scusa, perché qui, al di là di questi rimandi così molto concreti anche alla realtà dell'epoca, guardate qui che cosa succede, guardate la luce, molto interessante. Questo probabilmente è abbastanza grande, questo dipinto stava in un portico di una casa, non era dentro una chiesa, stava in un portico di una casa veneziana. Allora guardate, dietro abbiamo il sole che sorge, Aurora Consurgens è chiamata Maria, potrebbe essere un attributo mariano. Il sole sorge qui, però guardate, abbiamo un'altra fonte di luce in basso a sinistra, tanto che le ombre delle zampe di questa cavalcatura vanno in direzione opposta. Quindi abbiamo una luce solare che sta, questo sole che sorge, che sta alle spalle della Sacra Famiglia, ma poi abbiamo un'altra misteriosa fonte di luce che potremmo dire così, essere la fonte dello spirito. Questa illuminazione ulteriore che è oltre il dipinto, perché è oltre la dimensione umana, no? Allora, questa duplice fonte di luce può parlarci di una storia, di un divenire, di un qui e ora della storia, ma di una luce dello spirito di Dio che accompagna le vicende di questa storia per fare di questa storia di salvezza. Non è una storia qualunque questa qui. Andiamo avanti e passiamo alla Passione. Torniamo a Venezia e torniamo a Tintoretto. Ora, se voi andate... Silvia ci ha appena mostrato quel bella Pietà che avete in esposizione. Ecco, la pietà anche che vi ha mostrato Don Antonio, la Pietà di Michelangelo, quella è la forma di pietà che viene, diciamo, dal tardo medioevo tedesco, è un modello tedesco, no? Proprio Maria seduta con in braccio il figlio, più o meno adagiato morbidamente, ci sono pietà, quelle più tedesche, dove il figlio è un po' più rigido, pensate alla Pietà di Michelangelo, l'abbiamo vista, dove è accasciato in maniera molto più morbida, ma Tintoretto inventa una nuova forma di pietà, potremmo chiamarla così, una doppia pietà, a sottolineare proprio l'aspetto di compassione di Maria, cioè del patire con. E allora guardate, una doppia pietà. Non solo il figlio è morto sulla madre, ma Maria stessa in deliquio sviene, potremmo dire così, un secondo elemento della pietà, trattenuta dalle donne dietro di lei. No? Anche lei è in pietà, vedete, no? Guardate la bellezza di questi corpi e guardate soprattutto il volto di Maria. Se voi andate alle gallerie dell'Accademia, vi sentite penetrati da quegli occhi che pure sono chiusi, o semichiusi, ci sta guardando perché da dentro lei guarda fuori per chiamarci dentro. Guardate l'intensità dello sguardo di Maria. Maria che però fino alla fine rimane fedele a quel fiat. Guardate la mano di Maria che va a toccare i piedi di Gesù, la sua umanità, che lei accetta fino in fondo, fino all'estremo limite della morte. È, come posso dire, un richiamo e una riadesione a quel fiat. Guardate la mano che va a toccare i piedi. E contemporaneamente Maria tocca il ventre. Perché? Lo dice Sant'Antonio di Padova, lo dicono moltissimi predicatori, Maria sotto la croce ha un nuovo parto. Non è un parto vero, ma un parto spirituale.
un secondo parto sotto la croce. Maria sotto la croce diventa la madre di tutti i credenti. Andiamo avanti, la Pentecoste, vabbè, questo è Tiziano, volevo solo farvi vedere il protagonismo di Maria con le altre donne. Qui siamo nella chiesa di Santa Maria della Salute, ma andiamo avanti su questo. Voglio arrivare alla fine. Le due versioni che vi ha già presentato Don Antonio della morte, o meglio dell'addormentarsi nella morte di Maria e poi della sua assunzione in coronazione. Guardate che bella che è questo settore probabilmente di politico realizzato da Paolo Veneziano. Siamo nel 1333, questo è considerato il padre della pittura veneziana, forse la prima opera pubblica di un certo rilievo di Paolo Veneziano, per una chiesa, vedete, di Vicenza, e adesso ai musei civici di Vicenza. Guardate anche solo i colori, questa tempera con questo sfondo oro che va proprio a raccontare la morte di Maria, assistita non solo dalla presenza di angeli, ma da tutti gli apostoli, con Pietro e Paolo, che stanno quasi come prua e poppa di questa nave. Guardate proprio la forma di nave di Maria, a dire che Maria è proprio madre e figura della Chiesa, no? Come la nave è figura della Chiesa. Guardate la bellezza sempre molto umana, c'è questa attenzione anche a questo aspetto umano molto forte anche in Paolo Veneziano, che lo prende da Giotto, di questo apostolo che si sta quasi affacciando al corpo di Maria. Guardate però la serenità in cui Maria appunto si addormenta nella morte, e lui che porta la mano alla gotta in questo antico gesto di dolore, ma un dolore in qualche modo rasserenato dalla certa speranza di una vita dopo la morte. E poi, come da iconografia bizantina, quella donna che partorisce il bambino e che cura questo bambino. Quante volte la vediamo tenere in braccio il bambino, no? L'abbiamo vista anche prima in Cima da Conegliano. Si fa animula, si fa lei bambina e viene tenuta in braccio dal figlio. Questa è proprio l'iconografia della Dormitio, no? Maria attraversa la morte, ma subito la sua anima che torna ad essere bambina, figlia di tuo figlio, lo dicevo prima Don Antonio, torna ad essere bambina, perché ce lo dice Gesù: se non tornerete ad essere bambini non entrerete nel regno dei cieli, no? Nel regno di mio Padre. Maria che torna ad essere bambina, e il figlio, guardate come la guarda, che prende questa bambina e la porta su in cielo. Ecco qui, guardate questa andata, diciamo, di Maria in cielo con questo figlio che si fa madre e padre, no? Di Maria. E infine concludiamo con, siamo qui, la vostra pala dell'altar maggiore. È proprio lì dietro, ma qui la vediamo meglio proiettata. Una pala molto bella di questo pittore che si forma in bottega, ma che poi si formerà anche presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia, che era stata fondata nel 1750. Lui diventerà anche uno dei protagonisti. Carriera insomma molto importante, per cui Novelli andrà anche chiamato e apprezzato da molte famiglie nobili, patrizie del veneziano, a dipingere e a decorare molti palazzi patrizi, molte ville. Realizzerà poi anche diverse opere in ambito ecclesiastico, e qui siamo di fronte a una delle opere della sua più tarde, no? Siamo proprio alla fine della sua carriera, morirà qualche anno dopo. E che cosa vediamo? Vediamo questa pala divisa, diciamo, in due settori, con nella parte inferiore una serie di santi, tra cui anche ovviamente santi molto venerati, a cui la Chiesa, qui nel territorio, a cui addirittura la Chiesa cattedrale è intitolata, penso San Tiziano, poi abbiamo sante, guardate, Sant'Agnese, Santa Lucia, San Giovanni Battista, San Paolo, insomma sono tutti santi molto venerati nella Chiesa e anche nella Chiesa locale. Tutti intorno a Maria, quasi a sostituire la presenza degli apostoli che solitamente si trovano in scene di assunzione di Maria in cielo, e in cielo, guardate, Maria
questa corona angelica, guardate, che ricorda ovviamente molto Tiziano, pensate all'Assunta dei Frari, l'abbiamo vista prima mostrata da Don Antonio, con il figlio che incorona la madre che riceve altri simbolo della sua altissima dignità, è il giglio, l'abbiamo visto prima, lo scettro, a dire che Maria è regina del cielo e della terra, e poi alla fine questo gesto di incoronazione. Ecco, su questo voglio veramente dedicare quest'ultimo minuto, perché guardate che il gesto di incoronazione ha un duplice significato. E questo in molte altre scene di incoronazione di Maria molto belle, penso a Paolo Veronese, alla stessa Assunta di Tiziano, Don Antonio non vi ha mostrato, ma in alto c'erano 2 corone, no? Una vegetale e una di metallo. Allora, certo Maria incoronata, regina, no? La maestà di Maria, la sovranità, diciamo così, di Maria in cielo e in terra. Ma l'incoronazione ha anche un altro significato liturgico, perché l'incoronazione fa parte della liturgia sponsale, matrimoniale, d'Oriente, ma anche d'Occidente. So che è stata anche recuperata, volendo si può fare anche oggi, no? Si possono incoronare gli sposi. Il matrimonio veniva proprio celebrato così, con l'incoronazione dello sposo e soprattutto della sposa. Se voi andate a vedere le nozze di Cana di Giotto, la sposa delle nozze di Cana è incoronata, indossa una corona. Allora, torniamo un attimo al particolare dell'incoronazione. Qui Maria non è solo regina del cielo e della terra, diventa sposa della Trinità. Così la chiama Epifanio di Salamina, la chiamano moltissimi padri, soprattutto greci. Sposa della Trinità. E qui Maria ci dice che questo essere sposi della Trinità è il destino non solo suo, ma lei fa da apripista, è il destino nostro. Noi crediamo questo come cristiani, che quando andremo in paradiso diventeremo, potremmo dire così, tutti sposi e spose della Trinità. E finisco con questa citazione di Bernardo di Chiaravalle, molto bella, che ci dà secondo me una chiave di interpretazione importante per questa incoronazione sponsale. Bernardo scrive un testo che si chiama il De Diligendo Deo, che ci dice di come amare Dio. E Bernardo ci dice ci sono 4 modi di amare Dio. Il primo modo, quello più basso, è il modo che ha lo schiavo di amare il padrone o il servo di amare il padrone. Lo ama per timore. Il secondo modo è quello del mercenario. Io amo il mio padrone, il mio signore, perché voglio qualcosa in cambio, voglio la mercede. Quindi io amo Dio perché penso che mi potrà dare qualcosa di utile. Il terzo modo, pensate, lo mette come terzo, Bernardo, non è il più importante per lui o il più nobile per lui, è il modo del figlio. Il figlio ama il padre perché cerca un rifugio nel padre, cerca protezione, cerca sicurezza. E Bernardo dice, guardate che il modo più alto per amare Dio, e Maria qui lo incarna, sposa della Trinità, è l'amore dello sposo per la sposa e viceversa, che è amore unitivo, corrispondente e soprattutto libero. Allora Maria qui si fa anche modello del credente. Quello che noi siamo chiamati a fare e a intessere con Dio è un rapporto d'amore sponsale, libero, unitivo, corrispondente. Grazie. Se volete avere qualche informazione sulle nostre attività, vi mettiamo il nostro sito, così insomma noi facciamo diversi incontri, 3 giorni, eccetera, ne abbiamo una adesso in cantiere anche a Desenzano. Se volete abbiamo lasciato anche in un tavolino in fondo a destra una griglia dove potete mettere la vostra mail, i vostri contatti e entrerete nella mailing list di Arteo. Grazie ancora. È difficile parlare adesso. Grazie Estere, grazie Don Antonio. Capiamo quanto dovremo ancora capire, no? Intorno alla nostra arte. Adesso vi rubo 5 minuti, vedo che c'è gente in movimento,
per presentarvi la riapertura di fatto del Museo della Cattedrale. Una riapertura perché è stato chiuso, è stato chiuso fino adesso, prima dal Covid, dove insomma abbiamo ovviamente deciso questa chiusura anche più lunga, ma anche poi ci sono stati dei momenti di difficoltà durante i lavori per i paramenti murari della cattedrale, e poi i tempi sono andati lunghi. Si apre con una piccola mostra. Questa mostra si chiama Tota Pulcra ed è la stessa titolo della conferenza di oggi, degli incontri di oggi, e sono i volti di Maria in cattedrale. Molte cose che avevo scritto per spiegare questo titolo e la mostra in realtà sono già stati anche detti, ad esempio anche l'idea della bellezza, da dove arriva l'idea della bellezza, e potrete leggerlo poi su. Ovviamente tutto nasce dal fatto che la nostra cattedrale è dedicata a Maria, la memoria anche di una sua antichità rispetto alle chiese del territorio, l'antica Pieve. L'operazione è stata è questa. Un fotografo molto bravo, che non so se è presente, aveva detto che sarebbe venuto, comunque Luigi Baldin di Treviso, è venuto qui e abbiamo fotografato le pale d'altare, le opere d'arte in generale, escluse quelle che al momento sono ancora, diciamo, oggetto di devozione, quindi le due Madonnine, eccetera. Le opere d'arte appartenenti, diciamo, all'inizio, alla terza cattedrale e poi quelle venute successivamente, fotografare le pale d'altare, ma poi fotografare i particolari dei volti. Cosa ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori una sorta di installazione, quindi sono 18 le immagini presenti in cattedrale, in opere d'arte dove ci sia Maria, 18 ritratti di Maria, potrei chiamarli, che sono stati, voi sapete, il Museo della Cattedrale è molto piccolo, collocati in due delle pareti che abbiamo a disposizione. Poi c'è un'altra parete, diciamo, un po' virtuale, che abbiamo costruito per esporre un po' la narrazione, la spiegazione, i dati tecnici, perché nelle immagini vedete solo il volto di Maria e un numero, basta. Poi questo numero è di riferimento, nel senso che a lato trovate la scheda. Queste schede sono un po' lunghe, si attardano, diciamo, sulla descrizione. Questo un po' per contrastare quello che gli studiosi che si occupano di questi controlli dicono, che noi quando guardiamo un'opera d'arte dedichiamo 7 secondi, ma 3 di questi li dedichiamo a leggere il cartellino. Allora vuol dire che guardiamo frettolosamente. Allora abbiamo cercato di fare una descrizione lunga per riuscire a guardare tutti quei particolari che oggi abbiamo imparato a guardare, no? Se noi guardiamo un'opera d'arte che abbiamo qui davanti, dedichiamo pochi secondi ma vediamo poche cose, quindi il tempo per leggerle. Che tipo di immagini sono? Allora, vedrete poi 7 opere scultoree, 3 dipinti, 2 sono immagini di Maria, immagini di Maria che provengono da opere che in realtà provengono dai depositi demaniali e non sono originarie per questa chiesa. Allora, tutto nasce per valorizzare, per capire il senso profondo di quella piccola pietà, quel Vesper che noi abbiamo, che è stato collocato fino a qualche anno fa all'interno di quella nicchia. Si trovava in origine, viene portata in cripta, poi con la cattedrale attuale viene collocata lì. Ma quella posizione non ci permetteva di vederla, credo che nessuno abbia mai pregato, diciamo, quell'immagine di Maria, perché era davvero poco visibile. L'abbiamo tolta da lì in occasione della mostra sull'immagine della pietà legata ai percorsi della Grande Guerra, al tema della Grande Guerra, e adesso la mettiamo un po' come pietra di paragone, diciamo, per confrontare tutte le altre immagini di Maria. Questa è la più antica. Questa mostra si spiega con 4 parole chiave: guardare, conoscere, partecipare e riscoprire. Guardare, ve l'ho già detto, no? L'immagine fotografica certo è una mediazione,
però le vediamo bene, stiamo seduti e possiamo guardare. Conoscere le schede che ci raccontano. Ai visitatori viene chiesto di partecipare, nel senso che ci saranno dei post-it, ci sono dei post-it, in cui ognuno potrà scrivere quella che gli è piaciuta di più, anonimamente, firmandosi come vuole, e dire perché gli è piaciuta di più, perché è stata per lui una scoperta. C'è un'unica parete libera che abbiamo in museo dove verranno messi tutti questi post-it, e alla fine, quando decideremo di chiuderla, potremo fare un po' una sintesi, no? Capire cosa attrae ai giorni nostri, qual è l'opera che scopriamo, vogliamo scoprire meglio. Riscoprire. Perché? Perché dopo aver visto quei particolari che effettivamente qui non è facile vedere, la richiesta, la speranza è che poi i visitatori, noi della parrocchia, ma tutti insomma i visitatori che verranno, scendano poi in chiesa, perché è scritto dov'è quell'opera che li ha colpiti, e vengono a vederla qui, e quindi la riscoperta è un po' questo. Il tutto è accompagnato da 2 testi, solo 2 di riflessione, che sono scelte fatte da Don Graziano. Sono tutte e 2 molto, come dire, affettivamente importanti. Una è una collazione, un insieme di riflessioni su Maria di Papa Francesco, e oggi insomma Maria, che è venuto a casa ed è passato per Santa Maria Maggiore, non poteva scendere, non a caso l'immagine mariana è il luogo, no, sentito, io non lo sapevo, dove ha deciso di essere sepolto, speriamo il più tardi possibile. L'altro testo è un testo che forse tutti abbiamo letto anche nel passato, perché era nel nostro bollettino parrocchiale, ed è un testo di Don Silvano, che è il nostro parroco del passato, che ha scritto un testo spiegando che in un certo momento dell'anno la luce che entra da quella finestra lì termale dove c'è il Redentore va a colpire l'immagine di Maria che è dalla parte opposta di questa chiesa, e quindi sarà un piacere, è un piacere rileggere questi testi. Allora, le foto, come vi ho già detto, sono di Luigi Baldin, ma abbiamo anche recuperato alcune foto già fatte da Ugo Agnoletto e alcune da Piero Beghetti, Fabio Nassuato e anche mie, nel senso che c'è l'immagine della Pietà di Palma il Giovane, che è lì sopra la bussola in controfacciata, che è stato possibile fotografare solo quel giorno, quando sono venuti quelli col braccione per cambiare le lampadine, non c'è stato altro momento. Ringrazio la Tipse per la grafica e Stefania Prediali in particolare, la stampa è di Lezier. Ringrazio Cristina Falsarella che ha riletto e mi ha insomma dato quel sostegno in cui avevo bisogno. Ringrazio ovviamente Milo, ma anche la Donata, che mi hanno dato una mano, perché poi bisogna fare le cose bisogna farle, e tutto è stato fatto tenendo presente che è un piccolo museo, voleva essere uno stimolo, un'installazione un po' diversa, e vi invitiamo adesso, le signore che hanno le chiavi forse sono già salite ad aprire, se volete salire a vederlo, ma di tornare. Il brutto dei musei è che li prendiamo un po' come una vaccinazione: sono andato, ho visto, non vado più. No, qui le immagini sono tante. Salire, le domeniche sarà aperto, le domeniche sarà aperto se riusciamo a rimpinguare un po' i nostri volontari, perché fare una mostra, aprire un museo, una roba, tenerlo aperto è tutt'altra faccenda, e quindi c'è bisogno di tutti voi e anche di quelli che adesso non ci sono e che con il passaparola dobbiamo coinvolgere, perché sennò sono fatiche che non riusciamo a fare. Quindi se vogliamo salire adesso, o se no nelle prossime domeniche, il pomeriggi, in qualche modo terremo aperto. Lascio la parola a Don Graziano per chiudere questi mesi di attività. Grazie davvero a Don Antonio, a Esther, che ci hanno guidato in questo percorso artistico saturo, zeppo di Bibbia, di spiritualità, di patristica, di sapienza cristiana. Grazie davvero, perché alla fine ci viene da ringraziare il Signore che ci ha donato Maria
ci ha donato questa fede che ci fa, non solo lei, ma anche noi così belli. Siamo contenti di questo dono. E ringrazio inoltre il gruppo che ha curato tutto questo percorso dei 200 anni della nostra cattedrale, le tappe che sono state ricordate e che abbiamo condiviso, in modo particolare Silvia, però merita un applauso. Che ci ha guidato, l'equipe che ha lavorato e che ci ha messo tanto, davvero, grazie. E, come dire, insomma, investendo possono fare cose buone. Allora mettiamo in gioco idee, spunti, disponibilità. Siamo appena stati invitati anche per il museo, certamente. Grazie davvero di aver anche sopportato il fresco di questo luogo, ma insomma, che forse era un po' pesantino, ma avete tenuto duro fino alla fine. Bravi, grazie a tutti.